Welcome everybody, buongiorno a tutti e a tutte, questa è Teleredo Io l'America, il sottoscritto che vi parla è come sempre Matteo De Sio, qui su Radio Libertà per darvi una rassegna stampa ragionata della settimana direttamente dagli Stati Uniti. Incominciamo subito con una notizia, possiamo dire, triste, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti per quanto riguarda l'uragano Helene, che purtroppo ha portato a già circa in 48 ore 93 morti. Parliamo quindi poi di un North Carolina che è lo stato che è stato affetto dall'uragano, che si è trovato travolto dalla- dall'uragano, con addirittura le città che sono ritrovate totalmente allagate ed isolate. Quindi vi è difficoltà anche per gli stessi soccorritori per arrivare e aiutare le persone in difficoltà. Addirittura ci sono foto di ragazzi che stanno all'interno delle loro case totalmente allagate, sono seduti su dei materassini. Purtroppo quindi ci troviamo di fronte a un altro disastro naturale direttamente dagli USA, sperando veramente che la situazione e l'amministrazione Biden possa aiutare l'amministrazione locale per riuscire a togliere tante famiglie dalla difficoltà. Ma ci sono tante notizie questa settimana, veramente tantissime, importantissime, tra l'altro, come il sindaco di New York che è stato accusato di corruzione, di favoreggiamento anche da attori internazionali. Si parla addirittura di stati, di businessmen e di persone rappresentanti di stati stranieri come la Turchia, che hanno avuto accordi sotto banco con il sindaco di New York, un democratico tra l'altro, quindi per questo adesso se cercate poi le notizie su internet non verrà mai la scritta democratico sindaco di New York, ma semplicemente sindaco di New York. Molte volte invece quando si tratta di repubblicani vi è sempre la dicitura davanti al nome. Un sindaco di New York che ad esempio è stato ospitato ad Istanbul con un viaggio pagato dal governo che sarebbe dovuto costare circa 41.000 dollari, con un funzionario del governo turco che addirittura parla proprio di come il sindaco avrebbe dovuto ripagare il governo turco. Si parla addirittura di donazioni poi ottenute utilizzando il metodo di false donazioni, ovvero si utilizzavano nomi falsi, prestanome, facendo poi convogliare con queste donazioni tutti i soldi provenienti dall'estero. Parliamo quindi di un sindaco di New York che veramente sembra sia stato colto finalmente con le mani nel sacco. Aveva addirittura cercato di nascondere tutte le donazioni con un complesso sistema burocratico, addirittura eliminando i messaggi, cambiando poi le password dei propri telefoni, ma alla fine la polizia è riuscita a identificare questo schema veramente complicato. Tra l'altro, rimanendo su questo tema, il sindaco di New York, che era stato accusato da Donald Trump l'anno scorso di essere un criminale o comunque di non essere una persona a modino. Tra l'altro con un Donald Trump che se la prende pure, giustamente oppure no, con il Dipartimento della Giustizia che non lo è stato a sentire. Un sindaco di New York che Trump descrive proprio come un personaggio negativo perché lasciava entrare all'interno della città
immigrati irregolari con il sostegno però dei fondi federali. Quindi parliamo proprio di un Trump che si è preso un'altra rivincita, purtroppo secondo me non abbastanza sottolineata dai media americani, però un'ottima rivincita e un'ottima, tra l'altro, anche ehm, previsione per quanto riguarda il comportamento dei politici americani. Quindi un Trump che conosce, sa come funziona perlomeno il sistema della sua città, New York, dove ha la sede la sua società. Tra l'altro, rimanendo sempre su Donald Trump che ha visitato una cittadina del Wisconsin che è stata veramente molto scossa, dicono così i giornali americani, dal crimine, quello legato all'immigrazione, no? Che è quello che Trump aveva chiamato migrant crime, soprattutto ricorderete durante il dibattito presidenziale su ABC. Un migrant crime che secondo Donald Trump è stato permesso da Kamala Harris e ovviamente dal presidente Joe Biden, perché ha permesso un confine totalmente aperto per questi centinaia di migliaia di immigrati che riescono ad entrare ogni anno purtroppo all'interno dello Stato statunitense senza alcun controllo. Una cittadina che purtroppo di soli 5.500 persone che si è trovata in una situazione con una grandissima presenza di immigrati, quindi neanche il personale locale può tenere a freno un'invasione, possiamo quasi chiamarla, quella che sta avvenendo negli Stati Uniti. Rimanendo su Donald Trump, perché ci sono altre notizie molto importanti, ovvero Donald Trump ha dichiarato che in caso di vittoria nelle elezioni presidenziali del 2024 fermerà l'acquisto della compagnia US Steel da parte della Nippon Steel. US Steel è una compagnia, una multinazionale legata al metallo, e Donald Trump l'ha dichiarato nel suo rally, nel suo comizio elettorale in Pennsylvania, che è uno degli stati in cui vi sarà più difficoltà nell'ottenere i voti. Tra l'altro è lo stato dove è nato l'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Intanto, rimanendo sempre sul tema elettorale, questo martedì, per noi sarà invece mercoledì in tarda notte, purtroppo, vi sarà in diretta il dibattito tra i due vicepresidenti, ovvero J.D. Vance per Donald Trump e Tim Walz per Kamala Harris. Tim Walz, tra l'altro, descritto in questo articolo di CNN addirittura come nervoso, come in difficoltà, in avvicinamento al dibattito tra i vicepresidenti, perché non si crede una persona adatta al dibattito pubblico. Sarà un articolo veritiero, sarà un articolo per cercare di descrivercelo come un personaggio molto empatico. Vedremo martedì, e per noi europei e italiane mercoledì sera. Soprattutto Tim Walz parla proprio, il suo staff ha dichiarato di essere di essere non fiducioso per il dibattito e ha paura di mettere in difficoltà la campagna elettorale di Kamala Harris. Ha dichiarato tra l'altro a Kamala Harris di non essere un fenomeno
un fenomeno nel dibattito all'inizio, quando Kamala doveva scegliere i suoi possibili vice, ma è un Tim Walz che dovrà affrontare quindi un J.D. Vance sempre più, tra l'altro, il senatore J.D. Vance, sempre più anche lui osteggiato, perché in un incontro che ho organizzato davanti a un fast food, come tra l'altro ha fatto Donald Trump con la comunità afroamericana, J.D. Vance ha organizzato questo incontro con i suoi sostenitori davanti a un fast food, anche per poter dare da mangiare, per poter anche dare un ristoro, possiamo dire così. Ma la direzione, il manager del fast food ha dichiarato di non volere all'interno del proprio ristorante i J.D. Vance e i suoi sostenitori. Quindi veramente, veramente ci troviamo di fronte a quasi una mini discriminazione politica, perché, come ricorderete, anche la scorsa settimana vi parlavo appunto di una donna che era stata cacciata dallo stadio, scusate, dei Mets, squadra di baseball negli Stati Uniti, per aver indosso il cappello MAGA, che è lo slogan di Donald Trump e della sua campagna elettorale, nonché anche pensiero politico. Un J.D. Vance quindi che si è trovato in difficoltà e osteggiato. Speriamo sia però la fine di questi episodi. Purtroppo stiamo vedendo questi tanti episodi contro la campagna elettorale dei repubblicani, contro la salute anche di Donald Trump, con i vari attentati. Ricorderete tra l'altro anche quello che è avvenuto in Iran, con l'Iran, ovvero lo Stato dell'Iran aveva ingaggiato degli hacker per danneggiare la campagna elettorale di Donald Trump e consegnare poi le informazioni della sua campagna elettorale allo staff del suo avversario in quel momento, ovvero Joe Biden. Non vi è ovviamente una relazione diretta tra il presidente Joe Biden e questi hacker, semplicemente questi hacker fanno parte di un'organizzazione iraniana che ha visto in Donald Trump come, scusate, come il peggiore dei due possibili presidenti, un Iran che si è dimostrato sempre, tra l'altro, ostile quindi agli Stati Uniti. Ricorderete, gli Stati Uniti appoggiavano la precedente tipologia di regime, ovvero lo Shah, poi ribaltato negli anni 70, alla fine degli anni 70. Quindi parliamo comunque di un Iran che, oltre a essere poi tra l'altro ostile a Israele, che è alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Parliamo quindi di un Iran, tra l'altro, che fanno notare quelli della campagna elettorale di Donald Trump che è intenzionato anche a cercare di assassinare purtroppo la persona di Donald Trump, sembra, ad aiutare anche quindi ogni possibile pazzo, come quelli che abbiamo visto assaltare l'incolumità di Donald Trump, per mettere fine alla sua campagna elettorale. Queste sono parole dello staff di Trump. Inizialmente magari qualcuno in passato avrebbe potuto dubitare delle parole della campagna elettorale di Trump, soprattutto quando parlavano di assalti ai propri sistemi di comunicazione. Ricorderete anche l'hackeraggio, quindi sia ai telefoni, sia ai WhatsApp, sia agli account social dei vari rappresentanti di Donald Trump durante la campagna elettorale. Un fatto che sta avvenendo, che sta facendo
veramente interessare molti statunitensi è quello che è successo al signor P. Diddy, che è un rapper, un imprenditore enorme nell'ambiente musicale americano. Ve ne parlo perché molte persone sono state coinvolte con questo caso, potrebbero essere coinvolte con questo caso per quanto riguarda poi lo star system, tutto il mondo dello spettacolo e non, perché si parla addirittura anche di politici all'interno di questo caso, probabilmente. Perché? Perché questo P. Diddy, che ha costruito questo suo impero musicale, partendo dal rap, per poi passare anche al pop, per poi passare a tantissimi generi, in realtà è un personaggio molto oscuro. È stato accusato di stupro, è stato accusato di commercio, di traffico, scusate, di esseri umani. L'ex fidanzata ha fatto partire la denuncia ai danni di P. Diddy perché dice di essere stata costretta a mettere in atto atti sessuali con persone pagate, quindi con gigolò. Parliamo quindi veramente di un personaggio oscuro, ma perché possono essere coinvolti persone dello star system e politici addirittura? Perché si parla proprio di parti di questo P. Diddy che sono stati famosi per essere osceni addirittura, sono stati descritti con ovviamente prostituzione all'interno dei party, con tantissimi poi personaggi che sembra che abbiano partecipato. Leonardo DiCaprio, ad esempio, è uno dei tanti VIP che è stato fotografato in uno dei party, che però lui si difende dicendo che non è uno di quei party famosi per le oscenità. Insomma, dagli anni 90, dalla fine degli anni 90 alla fine degli anni 2000, questi party, queste feste all'interno della grandissima casa di P. Diddy sono rimasti famosi e quelli all'interno dei party, diciamo, le fonti all'interno dei party parlano proprio di quanto tutti partecipassero a queste feste oscene, tra virgolette. Il problema ovviamente è quello che riguarda il traffico di esseri umani, il, il commercio anche di tantissime sostanze stupefacenti e tra l'altro l'ex fidanzata parla proprio di assunzione di sostanze stupefacenti, ma è stata costretta ad assumerle. Ci sono addirittura le foto e i video di sorveglianza di questo hotel in cui P. Diddy e la sua fidanzata alloggiavano e si vede in questo video, pubblicato tra l'altro da CNN, come P. Diddy abbia cercato di fermare la fidanzata dalla fuga dalla propria stanza, mettendole addirittura le mani addosso. Quindi diciamo che c'è perlomeno una prova visiva veramente del suo comportamento violento. Addirittura rischia di essere in carcere poi per tutta la vita, per tutti i crimini di cui è stato accusato. Tra l'altro, una curiosità a parte, una nota a margine, sono state trovate circa 1000 e più bottiglie scusate, flaconi di baby oil, che sarebbe la vasellina, che sarebbe il lubrificante all'interno della propria casa. L'avvocato addirittura di P. Diddy dice che ha comprato tutte queste bottiglie tutti questi flaconi per
cercare di comprarle in blocco, all'ingrosso, per qualche sconto. Quindi lasciamo, diciamo, lo star system hollywoodiano osceno e andiamo invece da una figura sempre dello star system, che però ha dato il proprio supporto a Donald Trump, ovvero Zachary Levi, famoso per aver interpretato l'eroe Shazam nei film, un Zachary Levi che in un comizio elettorale ha dato quindi un suo appoggio a Donald Trump, dicendo proprio di voler insieme a Donald Trump riprendere il nostro paese. Dobbiamo rifarlo, dobbiamo ricostruirlo di nuovo grande, dobbiamo anche rimetterlo in salute, dice il signor, l'attore Zachary Levi. Intanto, Donald Trump si è lamentato ricorderete, del dibattito di ABC News, e continua giustamente, secondo me, a lamentarsi dei conduttori, dicendo che erano 3 contro 1, anche perché secondo me è un fatto quasi appurato, dato che per le domande di Donald Trump vi erano già i fact checkers già pronti per cercare di smentire l'ex presidente degli Stati Uniti. Invece per Kamala Harris no. Tra l'altro, sempre Kamala Harris non ha ancora, dopo 71 giorni, non ha ancora partecipato a una conferenza stampa formale di nomina per la propria candidatura alla Casa Bianca. Incredibile, se ci pensate. Non ha ancora in 71 giorni veramente partecipato a una conferenza stampa formale. Nonostante questo ha partecipato invece a una conferenza, a una intervista, anzi su CNN, dove ha dimostrato anche qui di non essere molto, molto ferma sui propri punti, ha dimostrato di mentire sulla propria posizione per quanto riguarda la trivelazione, come aveva fatto nel dibattito presidenziale, dicendo che la sua posizione nel primo dibattito tra i democratici nel 2019, nella scorsa campagna elettorale, lei era pro la trivelazione, quando in realtà lei era contro. Addirittura CNN non si fa problemi nel dire che lei era contro, e che si è semplicemente poi appoggiata ai dettami dell'amministrazione Joe Biden. Ha mentito, tra l'altro, anche per quanto riguarda il supporto, diciamo, ai bambini in difficoltà, ai bambini in povertà, con CNN addirittura che parla proprio di come il dato che lei ha citato va solo dal 2020 al 2021, per poi salire al 2022. 2020, tra l'altro, in cui il presidente era Donald Trump. Quindi parliamo quindi di un dato che in realtà è a favore dell'ex presidente. Invece, per quanto riguarda, ad esempio, la creazione di 300.000 nuovi posti nel reparto dell'energia pulita, in realtà i numeri sono molto più piccoli, perché 300.000 sono i posti di lavoro che sono stati promessi dalle compagnie, ma che poi non hanno visto 300.000 assunzioni. Ci troviamo quindi di fronte a un'ennesima bugia, perché quando Trump sbaglia il capello viene additato in tutti i modi. Quando Kamala Harris sbaglia nell'ammettere
o nel proferire le proprie indicazioni, i propri dettami elettorali, è giusto che si faccia il punto della situazione. Una notizia che potrebbe far felici i repubblicani invece è quella che riguarda i sostenitori dell'ex ormai candidato indipendente Kennedy Jr. I sostenitori sembra che sceglieranno Donald Trump. Ricorderete che all'inizio della campagna elettorale, infatti, si discuteva proprio di come quella percentuale che avrebbe voluto votare Kennedy Jr. Sarebbe poi spartita, come sarebbe poi divisa fra i due principali candidati, ovvero Kamala Harris e Donald Trump. Dato che Kennedy Jr. è della famiglia Kennedy, quindi democratica, si pensava che comunque i suoi sostenitori avrebbero appoggiato il candidato del Partito Democratico. In realtà le posizioni di Kennedy Jr., come abbiamo visto più volte, sono più vicine a Donald Trump. Tra l'altro Kennedy Jr. che ha dato il suo supporto a Donald Trump quando si è dichiarato come non più candidato per la presidenza. Sarà nel ballottaggio elettorale in alcuni stati, ma ufficialmente lui non corre più, dopo aver tra l'altro appoggiato Donald Trump. Parliamo quindi di elezioni sempre più stringate. In alcuni stati sembra che sia davanti, come in Georgia, sia davanti Kamala Harris, in altri sembra che Donald Trump riesca a tenere botta. Speriamo, tra l'altro, che il dibattito fra i due vicepresidenti, che non è mai importantissimo, però sarà interessante vedere J.D. Vance finalmente in un contesto, tra l'altro, che sarà, mi sa ancora una volta ostile. Tra l'altro, una notizia in chiusura: un funzionario dell'amministrazione Biden, prima dell'attacco di Hamas ai danni di Israele del 7 ottobre, aveva dichiarato come la situazione in Medio Oriente fosse veramente molto, molto tranquilla, grazie anche al lavoro in politica estera del presidente all'epoca, e anche attuale ovviamente, Joe Biden, con un rischio di escalation che potrebbe essere reale, ma che grazie al lavoro dietro le quinte si riuscirà a cessare le ostilità e a trovare una soluzione facile e veloce per entrambi gli schieramenti. Pazzesco se ci pensiamo. Ringraziamo anche quindi il lavoro del dietro le quinte dell'amministrazione Joe Biden, e con quest'ultima notizia io, il sottoscritto Matteo De Sio, vi saluta, vi augura una buona giornata, vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà, dalle 10 alle 10:30. Grazie.